Buonasera! Buonasera a tutti! Pubblico in sala e pubblico da casa. Pubblico da casa. Ben ritrovati allo special di Piero Giammona, ormai diventato famoso, dal titolo Assaggino Napoletano. E io accanto a me ho Piero, Grazie, che questa sera sarà il mio valletto alla grande. Un valletto, diciamo, di questo, onestamente. Un assaggino però simpatico. Un assaggino simpatico stasera. Diciamo, questa puntata intanto diciamo che è uno special di Giuseppe Ferrugia, dedicato al nostro caro Agostino Cardovino, che purtroppo non ci ha lasciati, non c'è più. Come sapete. Andiamo a mandare un bacio al Papa Gaspar, alla mamma Rossella, a tutta la famiglia Cardovino. Stasera ci saranno tutti i gruppi che seguiranno questa puntata, che vado a salutare tutti i componenti dei gruppi. E arriveranno tanti messaggi, lo so. Comunque... E appunto, Piero, io volevo dedicare un applauso alla memoria di Agostino. Facciamo un applauso. Un ragazzo che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, ma sicuramente lui ci guarderà dall'alto. Nell'occasione, vabbè, poi dopo faremo anche le condoglianze per l'amico che è morto ieri, Carmelo, e la sua ragazza che purtroppo hanno avuto, anche loro in un incidente stasera è una serata un pochettino tragicamente ci hanno lasciato. Facciamo un applauso anche alla memoria di questi due ragazzi. E allora ragazzi, partiamo con il primo, diciamo, ospite. Il primo ospite andiamo a presentare. Lui ha un brano dedicato particolare ad Agostino Cardovino. E io lo vado a presentare, Cristian Belli. Ciao Cristian. Buonasera. E allora Cristian, appunto, come dicevamo, tu hai un brano particolare dedicato ad Agostino. E non era occasione migliore appunto per andarlo a cantare e farlo ascoltare anche a coloro che ci stanno seguendo da casa. E niente, io saluto a sua mamma, a suo papà e tutta la famiglia Cardovino e poi tutti quelli che ci guardano da casa. E in particolare saluto la Sai Music di Catania. E allora Cristian, a noi non ci resta che lasciarti cantare. Grazie. Ci vediamo dopo. Solo per voi, Cristian Belli. Quando non fame proprio a te sarà pigliare. Non ci credo ancora che è fornuto. E mo' cuciresti te sulle fotografie. Un sorriso che non si può cancellare. Pure mamma tu e cagnendo cerco figli suoi. Una condanna a vita per sto cuore. Ci manco coraggio, forza per non ci pensare. Si dice ma come si fa? E mo stai là, non ci vedremo più. Salutami a Gesù, posso mi con te. Mo insieme all'angiolina ti vedo camminare. Io resto a vita mia per te fare tornare. Tua luce rende oscura, mo tieni per mano. L'angelo tuo coraggio si sciuta rimane. Tu l'angelo che a Dio s'ha voluto portare in l'eternità. Forse questa canzone trova ancora forza se senti vicino a me. Ma non sono sicuro che sti lacrime sono l'ultimo per me. Ma volessi sciutare di mano
poi ti trovi sotto palazzo come facevi sempre tu. Ma la verità è più cattiva ancora, perché tu non ci stai più a costì. Tu quando ci rendo scuro, ma ti dici pa mano, cancella tu coraggio, ci sciuta rimane. Tu l'angelo cattivo, sta voluto portare in l'eternità. Grazie. Cosa ti offro da bere? Chiedimi tutto e te lo darò. Tu sei la donna che io sognavo da tempo. Giuro che fermerò il tempo, in un altro mondo ti porterò. Se questa sera decidi di stare con me, apri il tuo cuore, sono pronto a morire. Sei quello che io voglio per me. E non trattarmi male, io non porto rancore, e giuro che io non mi arrenderò. Bella nera nera con quegli occhi da pantera, mi fai morire, mi fai impazzire. Bella nera nera, voglio averti questa sera, fammi trasì, il tuo cuore sto morendo di gelosia. Cosa posso fare per farti innamorare? Tu sei l'inferno dove io voglio bruciare. Fammi sentire se batte il cuore, se mi avvicino non andare via. Non conosco il tuo nome, ma sono pazzo di te. Sei la ragazza più bella del mondo per me. Bella nera nera con quegli occhi da pantera, mi fai morire, mi fai impazzire. Bella nera nera, voglio averti questa sera, fammi trasì, il tuo cuore sto morendo di gelosia. Quegli occhi da pantera, mi fai morire, mi fai impazzire. Bella nera nera, voglio averti questa sera, fammi trasì, il tuo cuore sto morendo di gelosia. Applausi per Cristian Belli. Grazie. E allora, Cristian, la canzone per Agostino come nasce? Come nasce? Agostino diciamo che eravamo in parentela. Era un tuo parente? Sì, un parente lontano però, cioè sua cugina è la fidanzata di mio cugino.
perciò era per te un familiare. Perché è una canzone molto particolare, vedo che quando la canti la senti, è una canzone che senti. E allora Cristian, vogliamo fare qualche saluto, qualche ringraziamento? E niente, ringrazio sempre voi per l'invito, questa bellissima... Piero Giammona. Ringrazio Piero Giammona per questa bellissima... Sempre a serata disposizione, qua di SB. Cristian, tutte le trasmissioni che io farò per Agostino Cardovino, tu sarai qui con Ti noi ringrazio. ad aprire la serata come meriti, perché giustamente come merita Agostino, come merita la famiglia Cardovino e tutti i familiari, Ti perché ringrazio. E facciamo un saluto sempre alla famiglia Cardovino, a sua mamma, a suo papà, Mi associo. a tutte le persone che Associamo. portano da casa. E niente. Non Alla prossima. mancheranno future occasioni, ci vediamo alla prossima. Ciao, Applausi. Cristian. Io do il microfono al mio valletto. al mio valletto che Questa sera giustamente qui alla grande, un assaggino, simpatico. assaggino simpatico. Abbiamo qui la seconda ospite della serata che onestamente è un'altra bella sorpresa di questa serata. Ci tenevo tantissimo ad averla Sì, so che ci tenevi tanto. Ci tenevo perché tantissimo ad averla qui in durante, trasmissione perché diciamo, l'organizzazione della puntata l'ho sempre detto. ci tenevi molto. E oggi è qui con noi, ragazzi. E magari stasera me la fai presentare a me? Guarda, ti do anche questa, la scaletta, dai. Grazie, grazie. Mi raccomando, vediamo. Allora, signore e signori, stasera qui a TSB a Saggino Napoletano abbiamo l'onore di avere a Perla, la sorella di Piera Napoli, ragazzi. Qui E a Perla voi, è con noi. Perla. Buonasera, Buonasera. buonasera a voi, Ciao, buonasera a te Perla. Serafino, buonasera a te Piero Giammona e io ti ringrazio soprattutto te che mi hai invitato a questa sera. Per me è un onore averti veramente Grazie, qui stasera. io- È come che vedo tua sorella qui accanto a me. Grazie, me lo dicono tutti, E lo so, ed è la verità. ma noi la dobbiamo... Ma ora la, dobbiamo ricordare. ora la Ma noi, ricorderemo allora, anche. La cosa importante è tenere vivo il ricordo. Ecco, sì, Perché sempre. Piera la conoscevamo tutti, faceva parte dell'ambiente e la conoscevamo tutti. Lasciamo stare gli altri discorsi, quello che è successo. Noi dobbiamo ricordare Piera per la ragazza Sì. che era. Sì, sempre solare, sempre ridente, che rideva, ci piaceva cantare. Lo so. E io- Amava i suoi figli, li Sì, amava. sì, e li ama tuttora anche se in cielo e li amiamo anche noi. E io stasera sono qui anche per lei, perché io canto anche per lei. Sono ritornata a cantare anche per lei, perché io non avevo più voglia di cantare, ma per lei questa sera, cominciando di questa sera, ricomincerò. Allora, E sono sicuro che lei, che lei ci sta da ascoltando e ci sta lassù guardando. sarà felice. Mario, facciamo partire il video. Ma perché sto tempo corre quando stai con me? Pare che fa apposta per dispiace. E tu che sei tutto carnale, ma carezzi capelli e non ti vuoi vestire. E io che mi spavento bene, che solo tu mi sai da dolce amore a metà. Poi mi dici dai, prepara un bel caffè. Non pensa a nessuno che stasera. E tu che ti aspetti una cosa e mi dici che un'ora non ti basta più. E io che volevo scattare fuori questo momento e restare insieme a te, bloccato con te. Ma come faccio a non amare te, se poi talmente innamorata di me? E posso pronta a cancellare il passato, noi e poi sta con me. Ma come faccio a non amare te, e quante volte io mi sogno a te, che ritorno stanca sera e che appartiene a
Un applauso, grazie. Adesso tocca a te. Ecco, è bella, Grazie. è bello ricordarla così. È Sì, bello sì, ricordarla senz'altro. così. Non è facile però. Non è la prima volta che la metto, La è la dobbiamo prima volta, ricordare è la prima sempre, volta che sei tu qui con noi, però non è la prima volta che metto le canzoni di Pera in apertura Ma lei delle sempre puntate. con noi, quindi. Ma lei è stata anche al compleanno dei miei figli e so la persona che era, ho avuto l'onore di conoscerla personalmente. Grazie. E allora Lasciamo a Perla non mi cantare, resta dai. che dire solo per voi. Perla. Mi teneva stretta stretta dentro a sti braccia tue carnale, dolce dolce, core core, sotto la luce la luna eravamo innamorate. Tu parlava e io sentevo, ci innamoravamo più assai. Vita mia, vita tua, una cosa esagerata. E te, stritta stritta, oh che pensiero. Noi innamorate, sincere, perdute in tuo stesso sentimento. A stritta stritta, ma ne carezza, stella appicciata in tuo cielo, la notte incantata. E te, e mentre t'abbracciavo, sto cuore mi tremava, t'amavo e m'amavo e nessuno ci ha fatto mai assare. Mi teneva stretta stretta e mi senteva in paradiso, acqua e mare, sabbia in fosse, una magia che sta amore che non è mai perduta. Stammo insieme, è la vita, che creature ecco bene, cuore mio, cuore tuo, non ci perdiamo mai. E te, stritta stritta, oh che pensiero. Noi innamorate, sincere, perdute in tuo stesso sentimento. A stritta stritta, ma ne carezza, stella appicciata in tuo cielo, la notte incantata. E te, e mentre t'abbracciavo, sto cuore mi tremava, amavo e m'amavo e nessuno ci ha fatto mai e mentre t'abbracciavo, sto cuore mi tremava, t'amavo e m'amavo e nessuno ci ha fatto mai Grazie.
E allora Perla, dato che stiamo ritornando nuovamente a cantare per onorare Piera, ci sono dei progetti futuri? Sì. Dov'è il valletto? Il valletto dov'è? Sì, e allora ci Ci saranno nuove sorprese con Tony Seminara, anzi lo andiamo a salutare. Ciao Tony! Che stiamo facendo un nuovo progetto, la seconda parte di Me di Palermo. E già immagino cosa sarà, già immagino. Ci sarà mia sorella Piera, io, lui e ci saranno belle cose, belle cose. Martina ci sarà sicuramente forse. Boh, non No, sappiamo. non Non si lo sa. sappiamo, non si sa. facciamo il Sarà nome, non una facciamo il nome. sorpresa, sarà una Tutta sorpresa. sorpresa. E allora Ci saranno Perla, altre novità. E va bene. Comunque, poi vi aggiorno. vuoi fare qualche saluto? Sì, sì. Vuoi fare qualche Sì, ringraziamento? volevo salutare tutti gli amici di Facebook, tutte le persone che ci guardano da casa Ci associamo. e a Piduzzo, A Peduzza, a Lo questi zio signori di Peduzzo. là. Pazzone, che ci segue sempre, e a tutta la famiglia Fiorentino che è qui in studio, tutte le persone che mi conoscono, a te Piero Giammona ti ringrazio di nuovo. No, per io ti l'invito. ringrazio a te che sei qui, veramente. Anche a te Serafino, è stato un piacere. Piacere E che nostro. dire, io vi ringrazio sempre. Bella, alla Per me prossima. è sempre un onore essere qui perché Alla prossima sarai di nuovo con noi, non ti sono felice preoccupare. quando sono qui. Ok, E ci rivediamo presto, va bene? sicuramente, Perla. Applausi Grazie, per una buona Perla. serata. Ciao Perla. Valletto. E Grazie. allora, se permetti, io ti devo disposizione, rubare a un disposizione. minutino Amore, perché va. Pizzavata ti faccio fare un assaggio. Grazie, simpatico. Simpatico. Allora, io innanzitutto vado a salutare mia moglie, i miei figli, i miei generi, Mi associo. poi vado a salutare mia suocera, la nonna Rosalia, e poi la mia nipotina Jasmine. Mi associo Ciao, pure. cuore mio. Allora, mi è arrivato una comunicazione da fare da parte di Gaspare Cardovino. Giorno 21 mi deve fare sapere l'orario, che vediamo ora tra poco mi farà sapere l'orario e lo ridirò. Piazza Noce sta organizzando praticamente una messa all'aperto per Agostino. Tutti chi vorrebbe partecipare, chi si vuole recare là. Siete tutti invitati. Siete tutti Siete invitati, tutti ci invitati. sarà qualche sorpresina per Agostino. Sarà una cosa abbastanza... Un momento toccante. Un momento toccante per il nostro Agostino Cardovino. Nell'occasione che sono qua vado a fare di nuovo le condoglianze alla famiglia Granata per il nostro caro Carmelo e alla famiglia Calvaruso per la nostra cara Virginia. Ragazzi, non ci sono parole per questa disgrazia. Purtroppo sono dei momenti... Purtroppo non ci sono parole, non ci sono parole per esprimere il dolore che si prova. Ora andiamo avanti con la trasmissione. Dimmi una cosa, Piero, ma io sento odore di street food. Lì c'è un assaggino di No, non è questo. Non è questo. Io sento odore di street food. Ma chi è quello che penso E io? quando si parla di street food a Palermo, Ma qua ma se no zoom? No! Masino Zummo! Ma lo che abbiamo è? qua! Allora, Buonasera, tu intanto volevo salutare, ogni volta lo dimentico, a questo meraviglioso pubblico. Un saluto a tutta la MG Eventi, Mimmo Mulè, Giovanni Ammirata e Gioacchino Mulè. Naturalmente sì. Vamonos, e dai. allora Masino Zummo, io poco fa ho detto street food, quando si parla di street food palermitano, Niente. Masino Zummo, Niente, perciò a te. il mio valletto, Cazzo. c'è delle niente un valletto. Pensate che è un'ora che mangiano con me. Eh sì, abbiamo mangiato e si nota, Eravamo imboscati dall'altra parte. C'erano degli assaggini simpatici. Cicchio su. Ma al mio valletto gli devi dire niente. Niente, che c'è dire? Quando camminano con me, fa un assaggino Ma se da, ne è, un assaggino da, e poi una mangiata completa. Gratis. Anche l'importante è a gratis. Ma scusa. E allora, Masino Zummo, c'è un video, se non erro, c'è un video, una Mario, il canzone. video di Masino. Perché allora lo zio Masino, allora io voglio dire una cosa, a parte lo street food, ma è una persona così allegra,
così socievole, che ama la vita, Grazie. è una persona che ama la vita e solo per questo nella possiamo tenere sempre un lato. Grazie. È di quelle Te ne persone. trovato tu, te ne dico. No, me lo tengo accanto E chi io. già mangiò? E tu già mangiò, sì, guarda che secco. Amore, Mario, Mario, partiamo! Amanende cocinozzo, camparemmo siamo e se mangia. Tutti i barbaroni ce ne possono fare, compa. Cacca, sogno cacca. Amanende cocinozzo, se mangia. Cacca, sogno cacca. Ma già da moccare senza puntata. Grande Masino Zumbo. Grazie. Masino, l'importante però è a gratis. A gratis. Intanto volevo dire una cosa. Salutare sempre a tutti gli amici di tutto il ho mondo capito. e soprattutto Palermo. Ma me la salutare da Come no, come no. mano. Volevo salutare
a mia moglie Rita, i miei figli, i miei nipotini, Ma stasera i non miei devi? nuovi, a tutti. Se Stasera... volevo fare, salutare tutta la lista che c'è. sì, sai. Ci vuole una puntata delle ore. Ci voleva una funivera per A New York, A gratis. Amore. scusa. Andiamo. Amore. A gran mangiare, mo poi. Piero, Un ancora. bagatto! Piero. Amore. Adesso sono andato che ti apri. Ciao Masino, ciao Masino, un gelato tu applausi. vuoi dai? Applausi a Masino Zummo. Scusa, mangiare da mangiare un gelato. Ma cosa? Applausi. Masino Sì, sempre. sempre allegro, sempre allegro. Allora, credimi, è una persona che tu lo guardi e ti sprigiona allegria. Ma ti Una sprigiona pure un Pure un petito, pure un petito. perché un po' di tanto. E allora, Piero, Che ti abbiamo, rubo un che altro abbiamo? minuto. Vai, vai. Perché io voglio andare a salutare la mia agenzia artistica. Telefonate niente, WhatsApp. Non cazzappa, WhatsApp. Io volevo andare a salutare la mia agenzia artistica, la Biffi Music di Francesco e Gaia Non Tarantino, e voglio andare a ricordare 2 eventi che si terranno al Teatro Vito Zappalà il 6 luglio Enzo Barone e Cristian Rosselli, il 28 agosto Giussi Attanasio, Nello e Simone Amato. E poi do uno spoiler, ci sarà una grande cena spettacolo a novembre con Nino Esposito e Fabrizio Ferri, sempre tutto organizzato dalla Biffi Music di Francesco e Gaia Tarantino. Ciao ragazzi, non ci sono problemi, puoi venire, non ci sono Mi problemi. hanno invitato da quello di Giuseppe Attanasio. Comunque, a E che allora, andiamo ora? adesso andiamo a presentare Ancora? lo special a chi è dedicato. Ma io non lo vedo però in giro. Qua! Giuseppe Ferrugia. Ciao Giuseppe. Ciao Serafino e ciao Assaggino. E allora Giuseppe, questo special assaggino napoletano, diciamo tu oggi sei il cardine, il protagonista di questo special, così si può dire. andando sempre a ringraziare l'amico Piero Giammona, simpatico, è Lo simpatico. sai. Non si fa assaggino napoletano, lo dico in televisione, non si fa assaggino napoletano se non c'è Giuseppe Ferrugia. Io ti ringrazio. Mancando lui, assaggino napoletano non si può fare. Io vado a ringraziare sempre la famiglia Ferrugia per l'impegno che mettono, non come certe persone, non faccio no. Ma lasciamo stare, andiamo. E allora Giuseppe, parliamo di musica, progetti, Il nuovo disco. il nuovo disco quando? Penso fine 2021. Fine 2021, Novembre-dicembre. porterà il titolo, si può dire? No. Ancora no? Anche perché ancora non c'è il tempo. Ancora non c'è il titolo, c'è solo che tu giustamente vuoi fare attendere, Sì. l'ho capito. E allora Giuseppe, ci farei ascoltare brani. 2 brani, poi ci vedremo dopo ovviamente. 2 brani nuovi. Dammi l'ultima speranza e o prima pensiero. Allora ti vuole dare l'ultima speranza. Sì, allora un abbraccio alla famiglia Cardovino da parte di Giovi Malleo. Lo vedi? bacio Se a arrivano tutta su la famiglia WhatsApp Cardovino. io li leggo. Grosso bacio. E allora a me non mi resta che dire, solo per voi Giuseppe Ferrugia. Amore mio, come stai? Cosa fai? Sto impazzendo, ma perché stai incazzato con me? Non vuoi parlare? O sai, ti voglio bene, che l'anna mi ha fatto sbagliare. E non volevo fare, ma ci sono caduto che già fa. Dammi l'ultima speranza per ricominciare ad amarti. Dammi l'ultima speranza, noi due senza meno non potremmo stare. Dai, ritorno insieme a me, perché senza te non posso stare. Rimane vengato te, ti voglio vedere. E mo perché tu non rispondi, non ce la faccio senza te. Ma perché stai incazzato con me?
speranza per ricominciare ad amarti. Dammi l'ultima speranza, noi due senza lui non potremmo stare. Dai, ritorna insieme a me, perché senza te non posso stare. Rimane vengato te, ti voglio vedere. O primo pensiero. Ci siamo, Ignazio? Il primo pensiero che mi viene a mattina, mi preparo e poi subito sono da te. In bicicletta in 2 minuti io sto là, davanti a quella scuola aspettando te. Vorrei trovare il coraggio per dirtelo, ogni volta che voglio provarci mi manca il respiro e non posso parlare. I modi perché è una guerra st'amore. Se mi guardi tu mi sbatti forte che sto cuore. Dentro la scuola più bella sei tu, quel sorriso non basta di più. Ma ci metti la capa a studiare, a maestra marito parla con papà. I modi perché e non dormo la notte, e non trovo coraggio per dire tutte sti cose. Scrivo dentro il mio cuore un ti amo e il tuo nome. Non volesse pensare che non ti può rubare. Questa volta ho deciso ti vengo a parlare e io ti dirò tutta la verità. Basta adesso, tu non puoi più fingere. Ho capito che io ti piaccio e tu vuoi stare a me. I modi per te è una guerra st'amore. Se mi guardi tu mi sbatti forte che sto cuore. Dentro la scuola più bella sei tu, quel sorriso non basta di più. Ma ci metti la capa a studiare, a maestra marito parla con papà. Il modo per te e non dormo più la notte, già la notte, e non trovo coraggio per dire tutte sti cose.
Applausi per Grazie. Giuseppe. Giuseppe, dov'è il valletto? Abbiamo perso il valletto. Valletto? Non c'è. Continuiamo noi. E allora Giuseppe, vabbè, noi ci vediamo dopo perché avrai una seconda parte. Certo. Mi lasci il Eccolo qua, Eccolo guarda dov'è il qua. valletto. Cae. E allora diceva Giuseppe che comunque ci vediamo dopo perché lui Sì, avrà sì. una seconda parte. Allora una seconda parte e poi avrà anche il Il finale. microfono glielo diamo al nostro Il valletto. gelato me lo dai a me. Piero Giammone. I steak stasera, questo che dici gelato mi mangio. A dopo. Ok. E allora, E allora Piero. abbiamo stasera, è una ragazza che conoscete benissimo, ragazzi, stasera è qui con noi che canterà. io ti posso E dire voglio- che la conosco da quando ha iniziato, Sì, però- era piccolina. Però c'è una novità stasera, che stasera ho parlato con il suo impresario ed è diventata una new entry di Assaggino Napoletano. Sarà un ospite fissa ogni quando ci sarà questa Quando ci trasmissione. sarà lo special di Piero Giammone Assaggino Napoletano, in Avremo- automatico ci ci sarà sarà come ospite Rosy Ferri. Buonasera a tutti. Ciao Rosy, Ciao, ciao. Serafino, per me è un piacere e un onore essere qui insieme Ma lo sai, a tu anche Piero. noi siamo sempre a disposizione. Grazie sempre. E grazie anche a te Serafino, era da tanto che non ci vedevamo, per me è un grande... Per me è sempre un piacere. grande piacere presentarti. Anche per me. Ho visto che hai fatto tanta strada, ne sono contento. Piano piano. Mi Stasera- ricordo che stasera ci regala pure una canzone nuova. mi ricordo che era piccolina e veniva col papà e diceva ma stiamo Ma iniziando. lo possiamo mandare un saluto a Biagio Ferri, vero? Certo, quello- Ciao, Biagio, quello ciao, è Biagio. Ciao, Ciao, mio Biagio. piacere a te e a tutti i lavoranti della MOF. E poi vado a salutare a Totò Buongiorno con un prestissimo ritorno a prestissimo casa. Un Ciao. saluto, ci associamo. Sì, poi un bacio per la famiglia Ganci, Maria Pecorella, la mia produzione è di Simone Lifonti, la Ciao moglie Simone. Anna. E un bacio per tutti gli ospiti dello Stato e tutti gli ammalati con un bacione, Ci grandissimo associamo abbraccio da sempre. parte E nostra. allora, Ti lasciamo cantare Rosy, perché cosa ci fai Sì, ascoltare? è il nuovo brano, Te pense sempre, È uscito da pochi da giorni. pochi giorni, sì, esatto, produzione esclusiva Simone Lifonti e arrangiamenti il maestro Ignazio Caracausi. Ovviamente, ciao Ignazio Ciao e tutta la Ignazio, Flash ciao Music. Laura. A me non mi resta che dire, solo per voi, Rosy Ferri. Sì. Oggi è arrivata una lettera, così ti sto scrivendo, ma mi manco tu papà. Non sono tanto brava che parole, ma ti parlo con sto cuore, sai che non si può sbagliare. Bene figlia e bote, sei difficile a capire che lontananza o bene che ci fa manca, e sei difficile. Io penso sempre ogni minuto che poi passa quest'anno un momento là vicino a te. Ma mi faccio forza e stringo i denti, tanto fra 3 giorni tornano da volta a te vedere. Se non ci stai tu in questa casa non c'è niente che potesse far felice pure a me. Non è possibile. Come si fa a non pensare? Come si fa senza parlare? Non mi pare vero che sta vita sta facendo male pure a me. Come si fa senza pietà? Non stiamo qua a t'ascoltare come l'ombra fredda nell'oscuro, senza aver paura stiamo qua aspettando a te. Anni guardo sti fotografie da quando ero piccerella, quando stavo in braccio a te. Tutto che stai solo una bugia, che crudele sto destino è capitato proprio a me. Io non trovo un minuto di pace, penso sempre alle stesse cose e mi domando ma perché non è possibile. Come si fa a non pensare? Come si fa senza parlare? Non mi pare vero che
Grazie, vado a salutare a Rosario, Giuseppe e Giammona. Spiaggia, sole e mare, ma che voglia di aspettare. Chi ti ha preso dentro il cuore, quanti amori, quante storie, complice l'estate, fa amare ancora di più. Come chi si incontra fuori al bar sul lungomare, dopo un anno ciò come va. E chi fa promessa al vento non si sa se poi tornerà. Quest'estate con te, con granite e caffè, con un bacio ed un tuffo e nell'acqua salata. Quest'estate con te è diversa per me, dopo un anno rivivo l'amore sperando. Si potesse manca tasso tiempo guardasse non lo fa passare. Sento sulla pelle brividi che voglia di te. Quest'estate con te, che stupenda che è, si tua chiave stu cara, tu nasce st'amore, vivo solo di te, niente più roppe te, ci posta camu fa innamorata da voto come hai fatto con me. Quante sere in riva al mare, soli con la luna, camminando a piedi nudi, aspettando quella solita stella cadente. Dentro un desiderio noi due, mentre fanno comitiva e balli di latino a passo dopo passo si sa che tra un bacio e una carezza l'alba su di noi nascerà. Quest'estate con te, con granite e caffè, con un bacio ed un tuffo e nell'acqua salata. Quest'estate con te è diversa per me, dopo un anno rivivo l'amore sperando. Si potesse manca tasso tiempo guardasse non lo fa passare. Sento sulla pelle brividi che voglia di te. Quest'estate con te, che stupenda che è, si tua chiave stu cara, tu nasce st'amore, vivo solo di te, niente più roppe te, ci posta camu fa innamorata da voto come hai fatto con me. Si potesse manca tasso tiempo guardasse non lo fa passare. Sento sulla pelle brividi che voglia di te. Quest'estate con te, che stupenda che è, si tua chiave stu cara, tu nasce st'amore, vivo solo di te, niente più roppe te, ci posta camu fa innamorata da voto come hai fatto con me. Grazie. Sì, ma perché quando ti parlo non mi guardi dall'occhio? Sì, ma perché non mi riesci più che corto sta maglia? Cosa non va? Prima che la gata sta succedendo. Cosa non va? Non ho visto come sto chiamando. Non ho
stanga di st'amore. Non mi tocca, se la fa soltanto per f'amore. Tanto sai che non c'è niente cuore, se per in faccia che per te è fernuta e mo forni male. Cosa ho potuto sbagliare con te che ti ho dato tutta la libertà? Come volesse stasera che mi raccontasse tutta la verità. Come ho potuto sognare con te quel vestito che mi aveva sposato. Tu quando voto le ricche ma cose cagnate non sei chi lo è. Credere a tutte ste voci che mi fai vivere. Lasciami, se sai che mi fai male allora lasciami, non può più fingere. Credere a tutte ste voci che mi fai vivere. Lasciami, se sai che mi fai male allora lasciami, non può più Grazie. Credi che l'amore sia un gioco che dura poco, non sai che stai giocando col fuoco, prima o poi t'annamora. Credi che sia solo una sera, come stasera, tu spogli una mezz'ora e fa amore, che piglia in giro cuore. Ma come stavate non vinci tu, ora se sto cuore non si ferma più, guardami dall'occhio e giuro pure tu, che non mi spogli ancora. Voglio te, solo te. Fermo tempo stasera rimane abbracciato con me. L'amore cos'è? Vivere è una stella caduta del cielo che dedica a te. Voglio te, solo te. Anche solo stasera seppure un domani non c'è. Resta qui con me ancora un poco, riparte il gioco. Sei tu che ora ti bruci col fuoco, o sai che t'annamora. Tu credevi solo una sera, però stasera mi stai passando senza famora. Ma ci ho rubato cuore. Ma stavate a giuro che non vinci tu, ora se sto cuore non si ferma più, guardami dall'occhio e giuro pure tu, che non mi spogli ancora. Voglio te, solo te. Fermo tempo stasera rimane abbracciato con me. L'amore cos'è? Vivere è una stella caduta del cielo che dedica a te. Voglio te, solo te. Anche solo stasera seppure un domani non c'è. Voglio te, solo te. Anche solo stasera seppure un domani non c'è. Sulle mani guaglio, è il mio singolo, è Rosy Ferri. Voglio te, solo te. Voglio solo a te. Ma stavo da giuro con vinto tu, ora se sto cuore non si ferma più, guardami dall'occhio e giuro pure tu, che non mi spogli ancora. Uè guaglio. Rosy Ferri. Su di esse spacco guaglio. Sulle mani. Applausi per Rosy Ferri. Grazie mille a tutti. Allora io ti ringrazio nuovamente, a te Piero. L'hai fatto quel saluto?
Certo che te l'ho Ma io fatto. non c'ero, me ne ero andato fuori. L'avevo capito, ma tu esci sempre, sei E allora se cusciuto. mi chiamano. Ma tu sei troppo cusciuto. Vabbè, perché No, poi allora ti spiego. Lui Io è il sento l'odore lui è il e scappo valletto, con la però pizza. sente l'odore del mangiare e parte e lo dobbiamo Ma frenare. che dobbiamo fare? No, niente, perché io quando. perché No, manco c'è pure i film ne sento, io sento c'è avuto di mangiare. Meglio Comunque così, meglio vado così. a Allora- mangiare, vado a mandare un grosso bacio ai miei figli, a Rosanna e a Giuseppe Giammona. Che, Io già l'ho salutato. Ciao io li ho ragazzi, salutati. ciao ragazzi. Io già lo so, se li vuoi salutare. Allora tu saluta guarda, l'Adria, non li vedi. non tavi la saluta l'Adria. Ciao Giuseppe e Rosario. Vedi, Rosanna. Rosanna. Ah, io ho detto poco fa Rosario, scusami. Appunto. Va bene, dai. Vabbè, scusatemi allora. Va bene. Allora, per me è stato un piacere, ragazzi. Alla prossima e un bacione a tutti. Io sono Grazie, Pippi, io sono in Rosy. studio. Grazie. Ok, ciao Rosy, alla prossima. E allora Piero, scusami un attimo, guarda che abbiamo alle nostre spalle Il dottore maestro Ignazio Barone. Barone, onestamente. Allora l'appellativo maestro io glielo do perché è giusto che sia così, perché Ignazio è uno dei tastieristi più bravi di Palermo. Lo so. E non solo, Lo so. i complimenti arrivano Nell'occasione, anche nell'occasione da fuori. andiamo a salutare anche a Paolo Alicata Service, a Lino Mosca, A Lino Agostino Mosca. Marino, andiamo a salutare a Mario Liga, Sergio Randazzo, Sergio Randazzo, tutto lo staff di TSB, la MG Eventi, il Momulè, Giovanni Ammirata, Gioacchino Mulè, lo zio Pidduzzo. lo zio Pidduzzo che Scusa un attimo, scusa. Dato che abbiamo nominato lo zio Pidduzzo, io voglio fare una pubblicità, me lo permetti? No, una, allora le facciamo tutte. Panineria Il al Paninazzo di Alessandro Di Miceli e Marianna Palumbo, a figlia Rupo A figlia Rupo Duzzo. Dove si trova? Si trova a Piazza a- Teatro Santa Cecilia, numero 10, traversa di via Roma. Mi raccomando, Ragazzi, andateci, panini simpatici. Allora, io ci sono andato. I panini non si possono lavare in mocca, visto che ci vuole diciamo una caidarella, diciamo uno passa. Allora Piero ci va alla palermitana, Uno alla deve un assaggino di quello giusto. E allora Piero, adesso andiamo a presentare il prossimo ospite, presenza femminile. Presenza femminile lei, sempre. Lei è una ragazza Sempre. che è veramente brava e io ho sempre detto dal primo giorno farà tantissima strada. Ma questo l'ho detto io, diciamo, proprio all'inizio di questa ragazza. Andiamo a presentare Ramona! Ramona! Intanto volevo ringraziare Piero per l'invito e te per le belle Ciao Ramona, ciao! Io l'ho sempre detto, Ramona secondo me farà strada. Grazie. Secondo Rosanna e me. Giuseppe Giammo. Volevo mandare un bacio a Rosanna e Giuseppe Giammona. E allora Ramona, ho visto in questi giorni sui social dove sei molto attiva, innanzitutto duetto con Anthony Merola. Anthony Merola, Che andiamo a bellissimo. salutare. Grazie. E adesso ci sono anche progetti futuri, perché ho visto che stai registrando, dice non diciamo nulla, una sorpresa in arrivo. Una surprise. Una surprise. E allora Ramona, cosa ci farai ascoltare? Stai su Fren e 21 anni. Non mi resta che dire, solo per voi, Ramona! Ramona! Tu non mi posso mai scordare, pregando di catera ma fa tornare, e oggi finalmente tu stai qua. Un compleanno mio, a stringere fuori da te, indossi i bracci, fammi sentire ma più non chiagnerà papà, che colpe tutte che non ne adoia, mio brutto scherzo da sua fotostina. Tu non puoi immaginare che tu rindosso che stai a casa.
per prima volta mi sono tutto. E mo sto festeggiando insieme a te. Un compleanno mio, a stringa per fare a te i nostri braccia, fammi sentire tutto calore tuo e dimmi che non c'è, lasciami più. Non chiagnerà papà, che a colpe tutte che stanno ne adoia, mio brutto scherzo caso tuo destino. Tu non puoi immaginare che giorni il nostro cuore che sei come sono stato troppo lungo, si ci inganna. Ti prego non ci abbandona mai più. Penso ancora che lo maremmo perché si da ritto come stanzia manata. Non è una vaglione che ti può capire se stai facendo male e tu che pensi ancora. Tu volevi bene, eri innamorata, non ti rendevi conto che ti tradiva. E tu che sei ancora che credivi. Stai soffrendo e non ti arrendi perché non ti puoi scordare. Sento a me non l'hai capito che la tua fa dannare. Stai impazzendo per st'amore mentre stai in te braccia nate, che non ti ha mai pensato come ti fa capire. Tu sei bella nata amore, certamente può trovare. Fai passare che sei granata, ma vedrai che finirà. Ma se frate non permette che tu muori per amore, dimmi che lo che darà già da scordate. Non ti fai capace, non vuoi capire che rindo corazone di una cacciata. Quando facevo finta di voler, già sosperevo cuore insieme a te. Che promesse so essere sempre chiave, ma ti volevo bene, non te ne accorgevi. Che piano te si allontanava. Stai soffrendo e non ti arrendi perché non ti puoi scordare. Sento a me non l'hai capito che la tua fa dannare. Stai impazzendo per st'amore mentre stai in te braccia nate, che non ti ha mai pensato come ti fa capire. Tu sei bella nata amore, certamente può trovare. Fai passare che sei granata, poi vedrai che finirà. Ma se frate non permette che tu muori per amore, dimmi che lo che darà già da scordate.
E siamo di nuovo qua, complimenti sempre a Ramona, grandissima! Come allora, te? Ramona, che è successo? Sì, gli dico, dite complimenti e mi dice grazie, ma quale grazie? Grazie non me lo devi dire. E allora, Ramona, Non lo vogliono capire che non devono tu, telefonare. se non erro avrai poi una seconda parte. Sì, sì, Perciò sì. ci vediamo dopo. Ci vediamo Ok? dopo con Ramona. Applausi per Ramona. E abbiamo un saluto a Giuseppe Francavilla. Ciao Giuseppe. Se scrivete su WhatsApp io li leggo. E allora buonasera, io vado a salutare Giuseppe Minardi, Mimmo De Luca, Saverio Pagano, Pietro Limandri che fanno parte del gruppo Ottavo 98. Ciao Mi ragazzi. associo ragazzi. E allora, Io vado a salutare invece a Giuseppe Ferrugia che è arrivato ora. Un bacione a tutta la famiglia Ciao, Ferrugia al Giuseppe. completo. Ciao, È qua da Giuseppe. questa parte. Scusa, vieni un attimo qua. Dimmi, vieni. dimmi. Vieni qua. È una cosa che deve rimanere tra tutte. Da notte e due. C'erano 10 teglie di pizza. Eh. Ma che fine hanno fatto? Ma se non zummo non è. Ma non è chi? Ma sì! C'erano 10 teglie di pizza! Ma che combinato, ma se? No, mi piace un assaggino. E questa ce l'ha portata per noi! Mettiamo a già la tocca. Siccome erano lei che costi, assaggiamo tutte le. E questa ce l'ha portata a noi! No, e vedere com'è, perché 4 costi. Ma scusa! Amore. La mangio o non la mangio? La mangio! Amore! E dice, tutti riunioni che là stanno. Piero! Ma come si fa? Come si fa? Non lo so nemmeno io. Se Cioè ne io mangiate l'assaggino e io si mangia tutta la Cioè tu sei l'assaggino simpatico! E invece lui Sì, però lui è il re dello street food! A gratis! A A gratis! Chi va gratis! sul nome e facciamo. E allora Piero andiamo a presentare il prossimo ospite. Sentiamo il prossimo Vediamo ospite. che qui ci abbiamo sempre il maestro Ignazio Barone. Sì, certo. Perciò il prossimo ospite sicuramente canterà live. Live. Andiamolo a presentare Alex Alex Contrera. Contrera. Ciao Piero! Buonasera Ciao, Alex. Allora, innanzitutto voglio salutare te, Serafino, che ha Ciao, tanto tempo Alex. che non ci vedeva. Piero, Oh, noi ci siamo Assaggino salutati. pure. E qua lo vedi, mi chiamano mio sponsor ufficiale al paninazzo da Marianna Palumme e Alessandro Di Miceli. Mi associo ai saluti. Voglio salutare mio padrino, Lo zio Pidduzzo. Lo zio Pidduzzo. Zio Pidduzzo, istituzione della musica neomelodica a Palermo. Istituzione. Zio Pidduzzo, ti conoscono tutti, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Giustissimo. Panini di Serie A ci sono. A presto ci sarà 3 inediti, una scritta da Mino Sabani, un'altra di Gianni Luna e poi voglio ringraziare tutto il sistema. Tutto. E allora Alex, cosa ci fai ascoltare? Una canzone live che è targata insieme a te di Carmelo Zappulla e una canzone insieme a mia madre, una cover. Non mi resta che dire. Alex solo per Contrera, voi, ragazzi. Alex Contrera. È sempre bella sta vicino a te, tutti i momenti. Questo pregando e tu mi fai sentire, sempre che io amante. Finalmente ci capire, ma mi sono innamorato su di te. Sai perché? So che facesse senza te. Quando respiro mio stai solo tu. Nessuno mi va più fuori sede. Fammi campare e morire insieme a te. Amore tuo sento sospirare, a te bene. Sento calore da felicità, ti sto mani, ti sto innamorato.
e che luce nella vita appartiene solo a me, solo a me. In Momolè nessuno mi fa più felice te, fammi campare e morire insieme a te. Grazie. Finalmente stai qua e mamma non ci sta come mai, e papà come sta non mi viene a trovare, sto male. Se io saccio già sbagliato, ma che posso fare? Se potessi tornare di non sbagliassi più. Sono venuto su lì perché da già parla frate mio, e tu sai che mamma non può sopportare sto dolore. La giritta che tu stai fuori perché fatica, perché sai soppressa a sapere se ne vuole. Giuro quando torno me ne vado a faticare, voglio restare con te, con mamma e papà. Se così tu stiva a sentire non ti trovavo qua, ma stai chiuso in una cella senza libertà. Solo tu mi puoi aiutare, me lo tu come ci fai. Se potesse rapisti il cancello, facesse stasera per farti tornare a libertà. Sono freddo e sti mura e se campi paure, tu giuro, aspettando ogni momento un'ora di libertà, una lacrima dall'occhio di se ne va. Giuro quando torno me ne vado a faticare, voglio restare con te, con mamma e papà. Se così tu stiva a sentire non ti trovavo qua, ma stai chiuso in una cella senza libertà. Solo tu mi puoi aiutare, me lo tu come ci fai. Se potesse rapisti il cancello, facesse stasera per farti tornare a libertà. Quando torno me ne vado a faticare, voglio restare con te, con mamma e papà.
applausi. Grazie. Buonasera. Innanzitutto, Buonasera. Serafino. Io qua sono. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutta la famiglia Giammona, voglio salutare tutta la famiglia Ferrugia, tutta, che sono dei Grazie. bravi intenditori. Tu non ti preoccupare. Sono Allora, Serafino, impegnati. io voglio salutare Mimmo Mulè e vogliamo ricordare che la prossima settimana sarò al TSB della puntata di Stefano Patricola. Quindi voglio ringraziare tutta la famiglia Patricola. Voglio dare Andiamo un a bacio sempre salutare. al mio padrino Giuseppe Palumbo, detto Piduzzo, che non mi lascia mai, voglio ringraziare pure lui. Ringrazio tutti e un saluto a tutto TSB, tutto. Ciao Alex, alla prossima. Applauso. E allora, ma io il mio valletto dov'è? Valletto! Questo è un pezzo di pizza, un più ammasino. Ma che? Oh, ma vedete che bella, vedete? È zampata che sta pizza. Ragazzi, io sono senza parole. Oh, no. Non si parla male in bocca. Cose di capito veramente, raga. Facciamo un applauso. Andiamo a facciamo un ringraziare applauso. il panificio Castelluccio di Monreale, allo zio Franco, a Nino e a tutta la famiglia Castelluccio. Complimenti veramente, è buonissima. Ma com'è questa pizza? Vabbè, dai. Catalano, perciò. Gusto unico, a gratis. Soprattutto a Non gratis. si parla male in bocca, perciò. Niente. Ragazzi, io vi faccio i miei complimenti davvero per come la state gustando. Sicuramente questo panificio farà delle pizze favolosissime. A Monreale in via Veneno lo Abbiamo trovo. poco tempo e dobbiamo fare purtroppo il matrimonio, cose mattose. Che dici? Ma muore qui, ma Amore? allora Andiamo a fare un altro assaggino. andate a mangiare che lo Amore? signori, impressionante. Oh, Lo zio Masino Zummo mangia in un modo, mamma mia. E allora continuiamo con la musica, ricordiamo sempre Assaggino Napoletano, avete visto l'assaggino, sempre organizzato da Piero Giammona. Adesso io vado a presentare il prossimo ospite, lui è soprattutto un grande amico mio, è un bravissimo artista e lo vado a presentare con tanto piacere, Daniele Ferrante. Ciao Daniele. Ciao Serafino, grazie. Come va? Buonasera a tutti. Come Tutto va? bene, tu? È un po' di tempo che non ci vediamo. Sì. Ovviamente, giustamente, lo spettacolo si è fermato per colpa Esatto. di questa pandemia. Sembra che piano piano ce ne stiamo uscendo. Esatto. E si dovrà ritornare nuovamente a esibirsi per la gente. Anche meglio di prima, sicuramente. E allora, Daniele, io vado a mandare un grosso bacio a te e alla tua famiglia. ti ringrazio, Un bacio ricambio forte. con la tua famiglia. Vado a ringraziare la MG di Mimmo Mulè e Giovanna Ammirata. Un ringraziamento anche a Piero Giammona. Un bacio a Marcella Lagna, un amico mio. Un bacio a Peduzzo. Lo zio Piduzzo, anche lui come impegnato sempre, con l'assaggino. vita mia. Ecco, esatto. E niente, io ti faccio ascoltare il brano che è uscito da pochi mesi fa, nuovo. Già l'ho ascoltato. Ti si è rubato cuore, io lo vado a dedicare insieme a te, Serafino, a una bellissima bambina dal nome Federica. Ciao Federica, ciao. Federica, questo brano è per te e vado a salutare anche la mamma Veronica, ok? Poi cos'è il secondo brano? Voglio vivere te. Voglio Serafino, vivere voglio te. vivere te. Ma io ti voglio bene, Daniele, tu lo sai. Grazie. E allora, non mi resta che dire, solo per voi, Daniele Ferrante. Soldi che fa, il camme combinato, questo che sto sorriso mi imbriacata nel mio cuore. Sono qui ancora per far capire che st'amore c'è chiuso solo il fuoco che mi brucia dentro me. Se fa pericoloso questo dolce sentimento che provo per te. Ti si è rubato un cuore, non dorme manca notte e sogna
cose tutte per te. Dammi che sta appuntamento fatto bello, pasci che stasera voglio a te. E non capisco niente, solo quando mi saluto già va campa cazzì. Ti si è rubato il cuore, non dorme manca notte. E sognato occhi aperti, una favola d'amore. Con te fuori dal mondo, con gli occhi innamorati. Tu pazza di me, io pazzo di te. Ti si è rubato il cuore, per te tu giuri more. Giuro fare di tutto per conquistare questi occhi. Accarezzarti il cuore, mille parole roce da dirti sottovoce. Roce, roce, per te fare mi manca notte. E sognato occhi aperti, una favola d'amore. Con te fuori dal mondo, con gli occhi innamorati. Tu pazza di me, io pazzo di te. Ti si è rubato il cuore, non dorme manca notte. E sognato occhi aperti, una favola d'amore. Con te fuori dal mondo, con gli occhi innamorati. Tu pazza di me, io pazzo di te. Ti si è rubato il cuore, per te tu giuri more. Giuro fare di tutto per conquistare questi occhi. Accarezzarti il cuore, mille parole roce da dirti sottovoce. Roce, roce, per te fare. Ti si è rubato il cuore, non dorme manca notte. E sognato occhi aperti, una favola d'amore. Con te fuori dal mondo, con gli occhi innamorati. Tu pazza di me, io pazzo di te. Ti si è rubato il cuore, per te tu giuri more. Giuro fare di tutto per conquistare questi occhi. Accarezzarti il cuore, mille parole roce da dirti sottovoce. Roce, roce, per te Ti si è rubato il cuore. Come sono belle sti fotografie, quanti momenti stanno chiusi qua. Mo t'accarezzi sì più bella che ancora. Sì chi che m'ha fatto innamorare, sempre più. Se fa più grosso cuore, sempre che più. Scegliesse una volta solo a te. E sono sicuro tu scegliessi a me. Voglio vivere pure senza amore, tutta la vita con te, per far sbattere il cuore. Tutto l'anno sapere, casa mia è di nessuno. Tu sei la prima e sei l'ultima per me, per me. Voglio vivere te, tutte le ore minuto. Vieni a cambraccia con me, che mi arroba in vase. E sono geloso pure me. E t'acceresse quando vedi spietti e scende senza me. Ma l'ha scritto pure in coppa a pelle. Sì, l'unica emozione che ci sta. Come fai a dare tutto questo bene? Come fai? Più passo tempo e non mi basta mai. E mi innamoro da poco di te. Voglio vivere te, pure senza amore, tutta la vita con te, per far sbattere il cuore. Tutto l'anno sapere, casa mia è di nessuno. Tu sei la prima e sei l'ultima per me, per me. Voglio vivere te, tutte le ore minuto.
pure me. E t'acceresse quando vedi spieghi scende senza me. Voglio viverete tutte le ore minute, vieni a cambraccia con me, che mi arrobbano vase, e sono geloso pure me, e t'acceresse quando vedi spieghi scende senza me. Per Daniele Ferrante. Buonasera. E allora Daniele, ti volevo chiedere, ci sono progetti futuri, cosa bolle in pentola, cosa stiamo preparando? Diciamo stiamo preparando qualche brano nuovo prossimamente. Al solito, alla Daniele Ferrante. Sì, sempre. Lo stile Ragazzi, è quello. Daniele è uno che ci sa fare, Grazie mille Serafino. Allora io vado a salutare e ringraziare nuovamente il Mamulè, la MG, Eventi, e un bacio a Giovanni Ammirata. L'assaggino. A qua Piero Giammona. Allora, da oggi ti battezzo per il mondo della musica napoletana, non sei più Piero Giammona, ma da oggi diventi Piero Assaggino. Ma la canzone non la vita. No, ma da oggi diventi Piero Assaggino. Piero Assaggino. Grazie. E allora voglio vedere sul profilo Facebook, devi cambiare il nome da Piero Giammone a Piero Assaggino. Già ce l'ho il profilo per assaggi. Piero Assaggino. E mando anche un bacio a Gioacchino Mulà, ok? Un bacione, ci associamo. Ok, Daniele. Grazie Piero. Ci vediamo alla prossima. Grande come sempre, Gioia. Grazie. Signori, Anche tu sei un grande, signori. Daniele. Ciao, WhatsApp. applausi. E allora, abbiamo un saluto. Intanto vado a salutare tutti i compagni di lavoro della rap, perché qua ne vedo Ciao due. ragazzi. Un saluto a Giuseppe Francaville, un saluto a Lorenzo Lonigro e a suo fratello, un saluto io, Ignazio Camilleri e famiglia. Allora, Minuto accennare. sì, andiamo. Un saluto ai compari Francesco Vaccaro e Alessandro Francavilla. Allora, io ti rubo un altro minutino Ruba, perché ruba. vado sempre a andare a ricordare che l'agenzia Biffi Music, nonché la mia agenzia artistica, sta organizzando 2 grandi serate al Teatro Vito Zappalà a Mondello. La prima serata il 6 luglio, ci saranno Enzo Barone e Cristian Rosselli, poi il 28 agosto Nello Amato, Simone Amato e Giussi Attanasio, e poi a novembre grande cena spettacolo con Nino Esposito e Fabrizio Ferri, sempre tutto organizzato dalla Biffi Music, e vado a salutare Francesco e Gaia Tarantino. Ciao ragazzi, e poi un saluto a Enzo Di Cristina. Ciao Enzo. Mi associo al saluto di Enzo Di Cristina. Abbiamo un altro ospite. Abbiamo un altro ospite, io ti vedo impegnato col telefono. Il telefono telefono sta scoppiando. praticamente avete carico WhatsApp. E allora andiamo a presentare il prossimo ospite. Lui è Giovanni Faia. Giovanni Faia, buonasera. Buonasera, ciao Serafino. Giovanni. Allora, io volevo ringraziare a Piero Giammona per No, l'invito. no. Piero Assaggino. Piero Assaggino, scusa. Grazie, Piero grazie Assaggino. Giovanni, scusa. Poi volevo ringraziare alla MG Eventi di Mimmo Mulè, Giovanni Ammirata, Giacchino Mulè, a tutte le persone che ci seguono. Un saluto a te che sei bello stasera, Serafino. Lo so, Però grazie. non mi fraintendere. Non c'è bisogno a che me lo maestro, dici tu. a maestro Ignazio Barone. Il bravissimo Ignazio Barone. Lino Mosca. Lino Mosca. Guardate che Ok. simpatico, fatti vedere Lino. Vieni qua Lino, vieni qua. Guardate che bel figlio di madre, guardate. Te lo può dire, Te ne puoi andare, ciao, vai via.
E allora, possiamo cantare. solo per voi, Giovanni Faia. O profumo sti capelli l'aggi sempre conosciuto e carezze che sti mano l'aggi sempre immaginato quando notte di sogno mi veniva a carezzare uscita ogni mattina una smanietta che finalmente in questi bracci di mia e non so frutto d'amore e gelosia fino a ieri è stato solo che una pazzia ma stasera non è solo né verità finalmente mi è passata gioia mia a sto cuore c'è sanata una malattia ma ti dico che sei tutta la vita mia non te lascio per l'eternità. Un applauso a maestro Ignazio Barone. Finalmente mi è passata gioia mia a sto cuore c'è sanata una malattia ma tu dico che sei tutta la vita mia io non te lascio per l'eternità. Grazie. Ammadım alloci alanım Dici geloso tornata fuoco te promesso nostro passato dopo 4 anni lo potremmo realizzare. Pronto Luci? Luci amore mio sei proprio tu. Sta tremando la voce e sto piangendo. Sentendo la voce dopo 4 anni. E dillo pure tu che stai piangendo. Solo con desiderio andando sono stato senza te pensando ogni momento non ho potuto sto sacrificio fatto in maniera io l'ho già fatto ti sposare. Luci, ma che stai dicendo? Sta telefonando mi ha fatto più male che bene.
Ma Luci, ma che stai dicendo? Si scusate e te ne hanno figli. Ma non io bene me, che stai dicendo? Si scusate e te ne hanno figli. Come hai potuto fare? Fammi Luci, lasciami stare Luci. Io non credo per la tua. Lasciami stare Luci. Non dico bene chi sta vita. Lasciami stare Luci. Ti faccio tanti auguri e ti auguro tanta felicità. Lasciami stare Luci. Lasciami stare. Grazie. Bravo Ignazio, bravo. Grazie. Ma il valletto dov'è? Non trovo il mio valletto che si è portato anche il microfono. Sta mangiando. Togli l'effetto, manca il microfono perché il valletto se l'è portato. Dov'è valletto? Dove sei? Mi ha abbandonato, si sono rubati il valletto. Va bene, io vi ringrazio nuovamente. Non mancheranno future occasioni. Ci vediamo alla prossima. Ciao Giovanni, ciao Giovanni. E allora ragazzi, il valletto dov'è? Piero. Dica. Ad un certo punto ho anche detto mi hanno rubato il valletto, se lo sono portati via. A chi l'ha visto dovete telefonare. E allora? Abbiamo due messaggi. Abbiamo due messaggini. E allora un saluto a Teodoro da parte di Vincenzo Leto e poi una bellissima trasmissione, un saluto a tutti e soprattutto a mio marito Claudio Ferrugia e a mio figlio Giuseppe Buonasera, buonasera. Un bacione a tutta la famiglia Ferrugia, lo do sempre io. Io mi associo, io vado a salutare mio compare Enrico Ganci, poi vado a salutare Patrizio Paghipoco, poi saluto Vanessa e Claudio Rizzo e Michele e Gianmarco Richichi. Non l'abbiamo detto. Venduto, Richichi è venduto. E dove sono? Prendi i bigliettini, valletto. Dove sono? Dove sono? Guarda, forse lì, guarda, dove sono? E allora il valletto ha la testa a mangiare con Masino Zummo. Dammeli qua che ci penso io, dammeli ad uno. Sì. Così io li leggo. Allora, dammi il primo. Pronto? E arriva e andiamo a salutare Rosario Minà, Autotrasporti e Traslochi. Si trova a Palermo in via Filippo Paruta 45B. Potete chiamarlo per qualsiasi informazione allo 091 668 79 70 oppure al 392 10 48 865. Un bacione alla zialina, allo Gio Rosario. Poi abbiamo carnezzeria di Pecoraro, primo taglio scelto, Giuseppe Piricò, carne suina, preparati, filetto e cosce di pollo, si trova in via Ruggerone da Palermo 27, mi raccomando andatelo a trovare. Poi cosa abbiamo qui? Altro sponsor, arriva Boucherie in francese, carne di Giuseppe Piricò, via Venero 41 a Monreale. Poi cosa abbiamo? Un saluto, ciao Piero, un saluto alla famiglia Ventimiglia. Poi abbiamo CAF Calza, servizi CAF, modello 730, bonus luce, modello unico, ISEE, assegno 3 figli, buono sociosanitario e bonus natalità. Si trova in via Spadaro numero 7 a Palermo. E poi abbiamo Margot Panineria, food e drink, paninoteca, friggitoria, gastronomia. Potete chiamare al numero 329 18 66 711 per il servizio a domicilio.
si trova a Palermo all'interno del parcheggio Hard, sito in via Castellana 344. Specialità di Orazio Privitera, panini con la carne di cavallo direttamente da Catania, ragazzi. Alla grande. Un bacio di quello particolare. Tieni un attimo, Piero. Il caffè calza di Francesca Claudio Cocuzza, che vado a salutare anche a lui. E adesso noi andiamo a presentare nuovamente Ramona. Ramona. E allora a Ramona diamo il microfono, Sì. Piero. Guarda, e come stanno arrivando tutti dentro. Piero ormai. E allora Ramona, siamo in attesa di una telefonata. Mamma mia, che è successo, Siamo pronti? Buonasera, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Addusta. Allora, Ramona, anticipiamo un po' la sorpresa. È una telefonata che arriva direttamente da Napoli. Tu, pochi giorni fa, è uscito un duetto con un artista napoletano. Anthony Merola. Pronto? Buonasera Anthony. Abbiamo il piacere di avere Anthony Merola in collegamento telefonico questa sera all'Assaggino Napoletano. Un applauso, un applauso. Grazie. Ciao Anthony. Ciao Anthony. Abbiamo qui Ramona. Ecco qua, voi lì avete, a me mi fa piacere perché lì avete veramente, a parte tutti i ragazzi sono bravissimi, ma la Ramona è una cosa a parte, è una fenomena, veramente una grande artista perché lo merita, perché c'è tutte le qualità di andare avanti. Per me non può fallire perché è una grande. È detto da te che te ne intendi, è diventata rossa, facciamo un applauso. È diventata rossa. È la verità, è il cuore che lo dice, non è che uno lo dice perché... Anthony, ti mando un saluto Giuseppe Ferrugia e tutta la famiglia Ferrugia. Mi associo, un grande abbraccio a tutta la famiglia Ferrugia, a Piero Giappone. Grazie. Ecco, io non ho potuto vedervi perché sono un po' impegnato, però mi ha fatto piacere perché siete una bella, a parte che è una bella emittente, presto io sarò da voi, presto, molto presto. Con piacere. Noi ti aspettiamo con piacere. Io intanto do un grande abbraccio a papà Sambo Bellacco, che è veramente un grande, oltre il papà, ma è un grande responsabile della ragazza, perché la ragazza è un patrimonio, ho detto tutto. E allora Anthony, qui abbiamo Ramona di 1000 colori, è diventata di 1000 colori, ma questi sono complimenti, sinceri. E poi... Guarda, io ci ho partecipato a un duetto con lei perché veramente mi ha dato lo abbiamo ascoltato. Complimenti veramente, una bellissima canzone è venuta. Grazie, perché poi tu sai, le cose se non ci metti il cuore... Ma ci vuole, prima di tutto il cuore e la passione. Il cuore, la passione per questo. Qua purtroppo oggi ce ne sono tanti che giustamente, però ci sta, quando c'è la passione, c'è il cuore, c'è tutto. Anthony, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, anche se in collegamento telefonico. La prossima volta spero di averti qui in trasmissione. Ma guarda, ma sicuramente ci sarò. Senz'altro, è con tanto piacere, veramente è una cosa che ci tengo anch'io a venire a Palermo, perché io come ben sapete io non sono mai venuto a Palermo per altri motivi, perché io vivo al nord, lavoro per il nord, diciamo, quindi però Palermo per noi è una seconda città per Napoli, quindi a parte che siamo due sorelle. Appunto. Grazie Anthony, ti diamo un bacione da tutto Palermo, grazie per la telefonata. Anthony, ti aspettiamo a braccia aperte. Ciao. Un bacione. Un abbraccio, ciao Anthony. Complimenti per la vostra trasmissione, sempre alla grande, un bacio a tutti voi. Ciao Anthony. Facciamo un applauso. Ramona.
Ramona ti ha fatto arrossire. Ramona è timida. È così. Ramona è timida. Poi quando canta sprigiona la sua forza, però in realtà è una ragazza molto timida. E allora Ramona, appunto per sprigionare la tua forza cantando, non mi resta che dire, solo per voi Ramona! C'è sta chi soffre d'amore, chi invece amore non ha, chi chiama notti in oscure e non sa come da fare, chi viene amore per strade, che da famiglia campa, chi invece aspetta un figlio, chi invece aspetta libertà. Soffrono senza mai parlare e sanno perdere. Si femmine sono nate per si fare campana. Femmine passi nottata a te aspettare. Giurano annanzi a Dio poter sposare. Femmine e nessuno può cagnare. Se sta chi può capire e chi può sempre da fare che le caricia marito e non lo può lasciare, ci sta chi muore per figli. Se non è vero torna che la capere da famiglia e trova forza continuare. Sono femmine e sanno sempre rispettare. Si sbagliano e solo per necessità.
che paragone a due occhi che fanno impazzire. Non lo so, manca si fa amore. Voglio lui, solamente lui. Quando vedo te vado ma innamore. Voglio lui, sempre solo lui. Non lo so perché sono gelosa. Voglio lui, ma che posso fare? Voglio riuscire tutte queste cose che già fa, che mi già inventa. Questa volta mi sono innamorata, verità. Na na, la verità. Voglio lui, ma che posso fare? Voglio riuscire tutte queste cose che già fa, che mi già inventa. Questa volta mi sono innamorata, verità. Na na, la verità. Voglio lui, solamente lui, il ragazzo che mi fa impazzire. Voglio lui, solamente lui, il mio grande amore. Scinna con me un domani a trovare che la canta di macca. Vieni con me e comincia a capire come inutile a sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un po' di paura e sta cercando di cembare. Come si fa a dormire dall'anima che va volare? Se tu non scendi in fondo non lo puoi sapere, no. Come si fa a capire soltanto un mare che ci sta e poi lo stesso caro sulle mezza via. Saglia con me e comincia a cantare i pennoti dall'anità senza guardare continua a volare mentre il vento ci porta là a dove stanno le parole più belle e te piglia per te imparare. Come si fa a dormire dall'anima che va volare? Se tu non scendi in fondo non lo puoi sapere, no. Come si fa a capire soltanto un mare che ci sta e poi lo stesso caro sulle mezza via.
Applausi per Ramona. E allora Ramona, bellissimo duetto con l'artista Anthony Merola che abbiamo sentito poco fa in collegamento telefonico. Vuoi fare qualche saluto, qualche ringraziamento? Volevo salutare il mio tastierista, il maestro Anthony, Piero Sala, Francesco Merola e il maestro Anthony Merola e la mia famiglia. E ovviamente Piero Assaggino, il balletto. Allora, lui è organizzatore e balletto della puntata. Lui è e poi il telefono centralino, lui fa tutto. Cuoco, pizzaiolo, assaggino, tutto così. Tutto. E allora Ramona, non mancheranno future occasioni, so che si sta preparando un tuo special, mi ha detto così il tuo staff che si sta preparando lo special. Ok Ramona, ci vediamo alla prossima. Applausi. Certo. Allora non vengo allora. Io ti invito dallo stesso. Grazie Ramona. Ciao. E allora, ragazzi. Piero Assaggino. Qua sono, dimmi tu. Abbiamo qui. Allora, guarda, ogni volta a me non lo so, dare le spalle alle persone, ci mettiamo accanto qua vicini. Allora in questo momento mi ha avuto a toccare, dai chi c'è qua? Sì, assai, ma quando vai da io sogno guai da pizza. E allora guarda, è una cosa che non si fa mai. Allora non si fa mai. Di solito il tastierista si mette qui, suona per gli artisti per cui deve suonare e basta. Però ti voglio chiedere una cosa, ce lo fai un assolo? Di che cosa? Fai tu, 20 secondi, suona 20 secondi, un assolo, dai. Grandissimo! Ecco perché lo chiamo il maestro Ignazio Barone, perché allora credetemi ragazzi, sa suonare, è diventato pure lui il rosso, avete visto? È diventato il rosso. E allora, balletto. Andiamo a presentare l'ospite di cui lo special è dedicato. Andiamo a presentarla, guarda, ritorniamo di nuovo là. A Giuseppe Ferruggia è qui con noi. Giuseppe Ferruggia. E allora Giuseppe, ovviamente vedo Ignazio Barone, perciò probabilmente ci sarà qualche brano live a sorpresa. Facciamo tutto a sorpresa. Non mi resta che dire, solo per voi Giuseppe Ferruggia. Grazie. Quello che mi aspetta tutte se si faccio tardi, famiglia, pensieri. Se quello che mi uscito ogni mattina, che un innamorato come la prima volta. Però si quello che per una ragione da se filo d'erba una dune, si pure che la che non faccio l'os, ma soffro se una sera non mi va. Però mi piace quando non mi vedi, quando stai incazzato, quando per niente per una pantera con le tue scenate, quando in tuo letto non mi pensi proprio e poi mi giri le spalle,
Se stai dormendo fai mille rumore per me far uscire. Sono un pazzo ma ti preferisco così. Oggi mi piace quando mi fai perdere con te. Ora si perde ma che bella fai ti faccio insieme a te. E ti ringrazio di tutti i mattini. O chi mi fa asciugare con tutti i vicini. E ti dà una preghiera parlo di che cose belle che mi ha regalato. L'amore vero che non c'era che niente, ma non lo spuro comune malamente. E poco non vacilla io ti scendo. Cominciata l'ora e tu mi piaci quando non mi dici, quando stai impazzendo, quando per niente quando una pantera con le tue scenate, quando i dolenti non mi pensi proprio e poi mi giri in spalla. Se sto dormendo fai mille rumore per me far scendere. Sono un pazzo ma ti preferisco così. O che mi piace quando mi fai perdere con te. Ora si perde ma che bella guerra faccio insieme a te. Siamo mamma mia, oh sai marina na oh sai marina na oh sai marina oh sai marina na oh sai marina no oh sai marina oh sai la valigia stai preparando, c'è un taxi che ti sta aspettando, tu non parli ma sento che ti sto perdendo. Hai ragione, son qui che sbaglio, ti ferisco anche se non voglio, sono un uomo finito che tutto ha sbagliato. Se vuoi domani io cambierò la mia vita vivendo con te vicino. Rimani, se vuoi rimani, resta con me in un bar che ho bisogno che tu mi ami. Oh sai al passato ci ha dato un taglio, cade a pezzi anche questo orgoglio. Dammi ancora un minuto se abbiamo capito. Puro solo te sta portando, pinta all'ombra mi stai lasciando, tu sei un sogno più dolce che voglio suonare. Domani, se vuoi domani, io cambierò la mia vita vivendo con te vicino. Resta con me in un bar che ho bisogno che tu mi ami. Rimani,
resta con me in un partito, ho bisogno che tu mi ami. Questa la stiamo improvvisando, dai. Siamo andati a scuola. Siamo andati a scuola e ti cavi in mano. Ringraziati mamma per tutti i sacrifici che hai fatto per sto figlio. Sì. Ringrazio a te, papà, sono figlie poveriella e a me che me ne sti picciariella cadute sopra me. Marina, quale libro ci sta scritto, i genitori vanno a scuola ne più. Papà, tu sei non sta famiglia e tu a chiudere capo la Madonna è più bella di tutto il mondo, mamma. Tu sai, lo sai che per me esiste soltanto tu. Perché in da più ricca poverella, ma niente mi ha cercato. Come musca figlie poveriella e a me che me ricorda tenga sti picciariella cadute sopra me. Marina, quale libro ci sta scritto, genitori vanno a scuola ne figlia. Papà, tu sei non onesta famiglia e tu a più ricca poverello. Non sono poverello, la vecchia mia sta in cielo e io no, io non la vedo più. Grande Cazio. Tutti. Grazie. Abbiamo qui Piero Assaggino. Qui siamo ragazzi, siamo anche in diretta. Qui
Ciao ragazzi. Buonasera. Un saluto a tutti, Buonasera. dallo staff del TSB, da Giuseppe Ferrugia e da tutti. E allora Giuseppe, che dire? Ti abbiamo ascoltato, come al solito alla grande. Grazie. Giuseppe, per te si riserva tanto un'altra sorpresa, quindi diamo spazio, diciamo... Appunto, non ci salutiamo. Non ci salutiamo, ci salutiamo all'ultimo Ci salutiamo noi. dopo, va bene? Che sarai- Per ora vado. E poi ritorni. Per ora vai dai. e poi ritorni. Vai e dopo. bene, dici. E allora? Chiamiamo l'ultimo ospite per stasera. niente. Buonasera, siamo in diretta nel profilo di Piero Giammona, siamo anche in diretta televisiva con l'emittente TSB. Un saluto a tutti gli amici di Piero, scusate un attimo perché era doveroso farlo, perché Piero è in diretta. Adesso ritorniamo A noi, in TV, ritorniamo in televisione. E allora adesso andiamo a presentare il prossimo ospite. Lui è Un grande, un grande, uno dei big della musica Partene napoletana a Palermo. Io lo reputo una delle più belle voci che abbiamo qui a Palermo. Anche io. Da casa giustamente dicono chi sarà e io ve lo dico subito. Abbiamo qui il piacere ad assaggino napoletano di avere Mimmo Fini. Ciao Mimmuccio. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Piero. Buonasera a tutti, qui Ciao da Mimmo. Facebook, un bacio a tutti. E niente, proseguiamo dalla televisione, ragazzi, che è meglio, dai. E allora Mimmo. Viene il cuore, io quando sono a casa alle volte giro vago su Facebook e vedo Piero che si fa quelle belle mangiate. Ma un assaggino, ragazzi, ci vuole. Se no Allora, che facciamo? ma Non poi possiamo lui fare- ha quel modo di, quando prende il pollo, ha quel modo di prendere il pollo, sembra un chirurgo. Sì. Sembra un Ma chirurgo. io gli faccio l'autopsia al pollo, perché giustamente devono rimanere solo le ossa. Devo E capire com'era. E allora Mimmo, Non vado, come va? Mimmo, cosa ci racconti? E allora, diciamo, nel mondo lavorativo diciamo che stiamo preparando tante belle cose, abbiamo uscito un singolo circa un mesetto fa. Sì, l'ho sentito, di Franco Staco che piaceva tanto a mio papà, quindi l'abbiamo fatta, di Tamillo Pazzì. Da Mario Di Stefano che saluto, ciao Mariuccio. Ciao Mario. Facciamo i saluti. Tra qualche giorno inizio a fare un videoclip di una nuova canzone, si è deciso, che stasera però vi faccio ascoltare. Si è deciso di che cosa parlerà? Si è deciso. Parla di un amore diviso in due. Si è deciso. Di una donna che sta con me, però prima di stare con me aveva già un amore e mi dice che per via di una gravidanza mi dovrà lasciare. Quindi una bella canzone che una bella storia scritta da Simone Russo, un napoletano. Quindi Vi invito quando uscirà il Un saluto a videoclip. Rosanna e Giuseppe Giammona. Ciao Rosanna e Giuseppe. Che un bacio lui da parte è mia. stato un Ti voglio grandissimo bene. che mi ha fatto un video molto toccante, che è stato il migliore video che mi hanno mandato per quando è stata una cosa per i miei quel giorno figli. che io ho fatto il video Era a mi Mantova, me lo ricordo come Mi trovo oggi. a Mantova in un compleanno e ho chiesto a tutto il pubblico, a tutte le persone invitate di fare un applauso. Cose alla Mimmo Fini. Cose alla Mimmo. Cose alla Mimmo Ma Fini. cose alla grande. Allora, queste. ovviamente quando uscirà questo videoclip la gente lo potrà trovare nel tuo canale Il ufficiale. videoclip uscirà intorno al giorno 20. Giorno 20, perciò collegatevi a Mimmo Fini Un Official. bacione a tutta la MG Eventi, di Queste cose Momuleto, so, io ti seguo, ti Gioacchino sembra che Mulè. non ti seguo, ma ti seguo. E allora Mi Mimmo, associo ai saluti che stava facendo Piero, già che Sì, io perché lui ci ha abbracciato da lontano, Giovanni, e lo salutiamo. Un bacio anche a Don Ken, tutti Massimo quanti, Don Chierne un bacio. stasera doveva essere qui, ma ancora non è arrivato. Ah sì, quindi lo vediamo. Lo vediamo. L'aereo forse porta ritardo. ritardo perché c'era brutto tempo in Belgio. Un bacione a Giovanni Ammirata che se ne va. e allora Mimmo, cosa ci fai Sì, ascoltare? prima di dirvi quello che vi faccio ascoltare voglio salutare il mio sponsor ufficiale, punto 87, di Piero La Spisa. Ciao Piero, un bacio a te e a tutto lo staff. Tu, Buonasera. auguri, se non lo dici, auguri Giovanni Ammirata per i tuoi 45 anni di matrimonio. Applausi. Onestamente, lo dice quando se ne va. E allora Dicevo che Mimmo, voglio salutare la mia famiglia che mi sta guardando la casa, in particolare voglio salutare il mio piccolo Rosario. Ciao a Ci papi. e associamo. ricordiamo che Mimmo
a presto diventerà bispapà. Sì, una femminuccia in arrivo. Quando di preciso? Ancora il giorno preciso no. Ma su per giù? Sì, siamo di 7 mesi, quindi. Allora, probabilmente quando tu diventerai bispapà, io diventerò due volte nonno, perché mia figlia tra 2 mesetti partorirà la sua secondogenita. Auguri e anche a diventerò te. nuovamente nonno. Allora, io questa sera vi faccio ascoltare, come dicevo prima, la canzone che ho fatto di Franco Stacco, il cover, poi Si è decise, poi Lontana te. Lontana te. E si chiuderà con il duetto. Un duetto. Non mi resta che dire, solo per voi, Mimmo Fini. Grazie. Ricordo più niente e mo non lo voglio fare e fanno male parole, carice senza pietà, lo saccio che stai male e mo chiedo la ritta papà tu me la sei non stai più con me, però tu ne sapevi lontana te sto male, non mi fare sta, te voglio troppo bene, non può far così, ti sto dicendo bene, sono stato scemo, a chi le nata sera non l'era studiato, è stato un momento, non ti preoccupare, a chi le non pensa non può capitare, è stata una serata, senza ci sbagliato, e ti sono innamorato e tu mi hai perdonato. Perché sto male senza te faccia pugno con tempo correndo a te, che stasera da faccio un balcone da voglio lontana te sto male, non mi fare sta, morimmo ci rimane, te voglio portare, lontana che sto male, ci sta solo bene, ma io te voglierò. Tienimi in mano, ti prego, in modo voglio spiegare, quasi tu l'unico amore, nessuno più ci può stare, lei non la amo te, e che sto pazzo dimostrare, se tu ritorni insieme a me, io ti faccio vedere, lontana te sto male, non mi fare sta, te voglio troppo bene, non può far così, ti sto dicendo bene, sono stato scemo, a chi le la sera non l'era scusa.
che sta succedendo non ci credo, no. Che significa che sta telefonato tu? Me l'hai sempre giurato, volevo lasciare, ma stai dicendo che te ne hai sposato. Normale vedo sta ritardo che sarà, non ho fatto prego. Lui era mi giurato che era eterno amore. Io non ti capisco rimma che lo capo tu. In un minuto mi hai distrutto la vita. Non ci credo ancora, fammi morire mo. Dimmelo se stasera per un'altra volta. Se ti ne voglio morire, se deciso ma no, non ti ferma stasera. Insieme a chi lo là dinte posta tu ci hai fatto amore insieme a me. A tu mirato cuore mi giurate tutta la vita, voglio stare insieme con te. Se deciso ma si ti fine sta lontana senza mi passare. Io ci provo faccio dare qua a te. Basta mo ti prego non dicere niente più. Ormai già saputo tutta la verità. Ormai quello che conti ti mi già ascolta. Ma rimane solamente per l'ultima volta. Si può fare amore insieme a me. Se deciso ma no, non ti ferma stasera. Insieme a chi non l'ha dinte posta tu ci hai fatto amore insieme a me. A tu mirato cuore mi giurate tutta la vita, voglio stare insieme con te. Se deciso ma si ti fine sta lontana senza mi passare. Io ci provo faccio dare qua a te. Se deciso ma si ti fine sta lontana senza mi passare. Io ci provo faccio dare qua a te. Che la voglio roccare la mattina, che lo solo che mi scarfo cuore forse è più. Tu scende sempre tutta provocante, le vestiti sempre trasparenti, porti tu. Ci incontriamo all'occhio nu, ci vogliamo dire un sacco di cose, non potremmo parlare. Di sicuro un giorno qualcosa succederà. E sto aspettando che la bocca che si incontra con me in da mille bugie, contente muri. E sto aspettando che l'imane che tocca nei miei, lasciarsi andare via, eterna follia. Tu mi chiami in divasa, io ti mangio che la voce, mentre sai che piano piano desiderio mio per te.
crisi tutti i giorni, faccio potessi far incontrare, intanto aspetto che la bocca, che si incontra con me, ti dà mille pazzi. Tu, quando passi sotto a casa mia, sento fuoco nella pelle mia, e sei tu. Tu ti si volta per indifferente, ma in tuo cuore tu mi tieni mente, sempre tu. Ci incontriamo dall'occhio nu, ci vogliamo dire un sacco di cose, non potremmo parlare. Di sicuro noi qualcosa succederà, e sto aspettando che la bocca si incontra con me, da mille bugie, contente muri, e sto aspettando che l'imane che tocca nei miei, lasciarsi andare via, eterna follia. Tu mi chiami in divasa, io ti mangio che la voce, mentre sai che piano piano desiderio mio per te. Io ti penso intensamente, perché a crisi tutti i giorni, faccio potessi far incontrare, intanto aspetto che la bocca, che si incontra con me, ti dà mille pazzi. Tu mi chiami in divasa, io ti mangio che la voce, mentre sai che piano piano desiderio mio per te. Io ti penso intensamente, perché a crisi tutti i giorni, faccio potessi far incontrare, intanto aspetto che la bocca, che si incontra con me, ti dà mille pazzi. Grazie, grazie. E allora Mimmo, sì, io sono entrato così. Parliamo un po' perché adesso Mimmo ci farà ascoltare altri due brani. Ci saranno altri due brani. Nel frattempo in regia si preparano. Mario, ti stai preparando per i due brani? E allora Mimmo. Mario, a piacere tuo, Mario, leggi i titoli, quello che ti fa più simpatia. Quello che vuole il tuo cuore, Mario, va bene? E allora Mimmo, ti volevo dire semplicemente una cosa. Sai quanto io ti voglio bene e sai quanto ti apprezzo. Da sempre, perché ci conosciamo da sempre, da una vita. Poi avevo mia figlia che era malata, mia figlia, allora a casa mia non si doveva parlare di nessun cantante, solo di Mimmo Fini. Floriana, la salutiamo. Sì, Floriana. Un bacio. È arrivato un messaggio che dice: saluto la mia famiglia, è una ragazza molto speciale. Mi hanno detto così e così dico. E noi diciamo così. Ci associamo a questo saluto. Io ti volevo appunto dire una cosa. Come ti ho detto poc'anzi, ho sempre detto che Mimmo Fini artisticamente per me è uno dei big. Grazie. È uno dei big. Lo sappiamo, caro Mimmo. Appunto, è uno dei big, e magari nella musica certe volte succedono delle cose che le persone giustamente dicevano: come mai, perché, cosa si fa, ma per quale motivo? Semplice, io se vuoi posso dare una risposta a tutte queste persone in sì, appunto. secondi. Allora, ci tenevo proprio a farlo perché è proprio bello che lo dica Mimmo. Ti spiego il mio pensiero. Allora, praticamente secondo me funziona così. Un artista, io non faccio nomi perché non voglio menzionare nessuno, perché per me sono tutti bravi, ok? Quindi un artista che dedica la sua vita al 100% al lavoro che fa, e allora ha più possibilità di un ragazzo come me, che io ho dedicato adesso l'80% della mia vita alla famiglia. Io quando ho avuto il mio successo, poi ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato e diciamo ho pensato un po' più alla famiglia, ho pagato i debiti di casa, ho messo su famiglia.
Quindi non ho più avuto... Peraltro, scusa, una bella famiglia. Grazie, Una grazie. bella famiglia. Non ho avuto più al 100%, diciamo, non sono stato presente al 100% nell'ambito lavorativo. Ti sei dedicato giustamente a quello che è più importante, la famiglia. Però adesso, se tu fai caso agli artisti che sono nati adesso, sono molto bravi, adesso c'è qualche artista che è solo, tu lo vedi sempre solo ed esclusivamente fare il lavoro, lavorare anche se sono a casa, fanno una diretta e parlano di lavoro. Io invece no, io non faccio una diretta su Facebook da quasi 2 anni. Sì, appunto. Mi sono un po' allontanato. Io ci tenevo a dirlo perché allora io Mimmo l'ho sempre voluto bene e molte persone certe volte chiedono anche a me perché sanno che lo conosco. Ma come mai Mimmo Fini prima e invece adesso? Sai cos'è la cosa bella? Che adesso che diciamo ho raggiunto il mio obiettivo familiare, si sta ritornando nuovamente. Sto cercando di ritornare e ho cercato di contattare qualche artista per cercare di fare qualche collaborazione, qualche cosa. Queste persone che ormai si sono artisti, perché sono artisti, ho ricevuto non so quanti no, Serafino. Io Mimmo Fini, che quando era Mimmo Fini ho fatto duetti. Ti sei messo a disposizione. Ma aspetta un attimo, tu sei sempre Mimmo Fini. Però tu sei sempre Mimmo Fini. Ovvio, quello io lo so, anche se non c'è successo di prima, io sono sempre. Anche perché l'umiltà di Mimmo è la stessa adesso ed era la stessa quando, esempio, veniva a Palermo Gigi Finizio e al Golden ha fatto 650 paganti, Mimmo Fini un mese dopo non c'era più spazio al teatro. Ho fatto soldato. Non c'era più spazio. Io adesso sono di nuovo qua, sto ricominciando a fare delle cose nuove e cose varie. Io spero che mai queste persone che mi hanno detto no e qualche altra persona che mi ha voltato le spalle non abbia mai bisogno di me, perché oggi Mimmo Fini è cambiato tantissimo. Ma Mimmo Fini ritornerà. Lo sai perché? Adesso Mimmo Fini non ha più paura di dispiacersi quella persona perché sennò non ti fa cantare là o non ti fa fare quella cosa. Adesso Mimmo Fini non ha più bisogno di nessuno perché io ho la mia famiglia e posso mangiare, lavoro e campo bellissimamente, quindi non vivo di musica. Quindi oggi qualsiasi persona voglia farmi dei dispetti, delle cose, sono tutte cose che scivolano, perché io posso sempre mangiare e ho sempre la mia bella famiglia. E spero mai Mimmo Fini riprenda di nuovo il passo di prima. Queste persone spero che non si presentano mai sicuramente la gente da casa dirà: ma perché Serafino Leone ha fatto questa domanda? Ma l'ho fatta perché Serafino Leone sapeva la risposta. No, io voglio. Allora, io la risposta la sapevo perché lo so che Mimmo ha dedicato anima e corpo alla sua famiglia. Mettendo da parte la musica, perché lui ha scelto giustamente un tipo di vita. Ora che si è realizzato per quanto riguarda la vita privata, che è la cosa più importante, è la cosa più importante. Una moglie che lo aspetta a casa, un figlio che è la cosa più bella che la vita ci possa dare. Adesso arriva anche una piccola finina, arriverà una piccola finina e dice: adesso io mi sono realizzato e possiamo. Mo ci ripigliamo tutto quello che ho nostro. Poi faremo come dice Jenny, come dice l'altro, mi ricordo come si chiama, viene da Pico. E allora, si scherza. Non mi resta che dire, solo per voi Mimmo Fini. Grazie. Dammi questo amore, dammi questo amore. Tu non sei solo un amico, ti voglio come in sta vita, ti voglio soltanto per me. Non posso stare senza te, che già mi sono innamorato, quando io ti ho incontrato, sono imbranato lo so, ma voglio vederti tra un po'. Dammi questo amore, non farti aspettare, sono innamorato pazzamente di te. Io ti do l'amore, tu dammi il tuo cuore, non me la sa solo tanto bisogno di te, solo te.
bella stasera, pare una stella nel cielo, tra se marine pensiero, l'ultima sono pazzi te, come sono belle parole, ma tu mi dici con cuore, stasera voglio restare, vicino a te vivo al mare, dammi questo amore, non farmi aspettare, sono innamorato pazzamente di te, io ti do l'amore, tu dammi il tuo cuore, non me lascia solo, tengo bisogno di te, solo di te. Caso di tuo cuore, come una calamita, fammi sentire innamorato, i moni si tu guardano, adesso capisco perché, ti penso la notte con me, adesso non pensarmi più, ti voglio se mi è sempre più. Sono innamorato pazzamente di te, io ti do l'amore, tu dammi il tuo cuore, non me lascia solo, tengo bisogno di te, solo di te. È già il momento del duetto. Dai. Che farai con Giuseppe Ferrugia. Dov'è Giuseppe? Giuseppe! A dove sta? Eccolo qua. E abbiamo anche una terza persona dentro questo video. Non lo sapevo, è una sorpresa. Sempre una surprise. Abbiamo Ramona in questo video. Ramona! La bravissima Ramona. Ramona, vieni, Ramona. Mettiti al centro. Allora, se diamo un attimo il microfono a Ramona, perché Ramona ci tiene a fare un saluto. Volevo salutare mio zio Serafino Caggeggi da parte mia e il maestro. Ciao Serafino, ti saluta Serafino. Ci associamo. Ha qualche altro saluto? A posto? E allora, Mimmo, adesso è arrivato il momento. Lei sarebbe la ragazza che noi dobbiamo conquistare, giusto? Sì, appunto. In questo caso non è un artista, ma è una ragazza semplice come tutte le altre, Sì, che noi dobbiamo qui, conquistare. è qui. Allora ci pensiamo noi. Ci pensate voi. Allora ragazzi, io però nel frattempo volevo ricordare a tutta la gente che ci ha seguito, chi volesse rivedere questa puntata può farlo tranquillamente domani in replica alle ore 17:50, perciò se siamo stati di vostro gradimento potete guardare nuovamente la puntata. Domani ce la guardiamo, così vediamo quello che ho combinato io. E ci sarà nuovamente, cioè ci sarà perché è una replica. Ma c'era un assaggino. Ci sarà Piero che ha fatto l'assaggino. Ragazzi, io da casa, ragazzi, non vi dico cosa è successo dietro le quinte. Meglio no, allora meglio non parlare. Meglio non Ma parlare. io non c'entro niente. E allora, io pure. Piero, allora scusami un attimo, sai cosa sta dicendo la gente a casa? Sì, ma tutte e due quando ve ne andate, che vogliamo sentire il duetto. Allora, e allora, solo per voi, Mimmo Fini, Giuseppe Ferrugia e la star della canzone, Ramona. Ti guardo, mi guardi, faccio finta di niente, mi è bruciato sto cuore, vivo solo per te. Mamma mia non ci vede, ma che bella guaglione, forse mi sta guardando, Mimmo vieni con me. Dai, se guardi poi ci stai, non mi brucia sto cuore, vivo solo te. Per me, tu sei fatto per me, ti prego non andare. Vieni
a me non ti preoccupare, tanto niente un sacco posso fare, ma ci proverò, gli sorriderò, sarà bello se poi ci riuscirò. Guarda insieme a lei sto morendo già, il suo corpo parla di sensualità. Come posso fare, c'è già parlato, che avanti presto non posso che aspettare. Con te io mi voglio messo l'anima, Per te mi facessi una pazzia. Vieni insieme a me. tu sei ancora guaglione, devi solo imparare, ora stammi a guardare e impara come si fa. Forse tiene ragione, io sono ancora guaglione, ma forse non ne capite, che io sono peggete. E vai, fammi vedere che fai, io sono qui a guardare, voglio proprio vedere. Vedrai quello che non hai visto mai, adesso devo andare. Vieni insieme a me, non ti preoccupare, tanto niente un sacco posso fare, ma ci proverò, gli sorriderò, sarà bello se poi ci riuscirò. Guarda insieme a lei sto morendo già, il suo corpo parla di sensualità. Come posso fare, c'è già parlato, che avanti presto non posso che aspettare. Con te io mi voglio messo l'anima, Per te mi facessi una pazzia. Vieni insieme a me. Guarda insieme a lei sto morendo già, il suo corpo parla di sensualità. Come posso fare, c'è già parlato, che avanti presto non posso che aspettare. io mi voglio messo l'anima, Per te mi facessi una pazzia. Vieni insieme a me. Ora dico io, che cosa c'entra Luca? Sei due litiganti, il terzo gol. Piero, e allora, ragazzi, Serafino, se mi permetti devo fare due salutini. anche tre, dai, anche tre. Allora, un grosso bacio a Jessica Marino, a Giusy e a Franco La Fiura. Un bacio alla famiglia Bevilacqua, ovviamente da qui, mio zio Giuseppe, Lino Mosca, il service, alla famiglia Barone, un ringraziamento particolare anche a Piero Grazie Assaggino. Piero Assaggino, Piero bravo, Assaggino per aver bravo. organizzato tutto questo, sono sempre molto onorato di essere Ma tu lo presente sai che nelle sei tue sempre qua. trasmissioni. Che dire? Niente più da dire. Allora, diamo il microfono a Mimmo. Sì, io sarò brevissimo, saluto tutte le persone che ci hanno seguito, sicuramente sono in tantissime, tutte le persone che ci sono venute qua a trovare istituto, tutti gli artisti che si sono esibiti e poi voglio ringraziare te principalmente, che sei tu che mi hai chiamato. Io sono felice quando tu mi Ma chiami, tu lo sai che io ti chiamo sono sempre a tua amico. disposizione. Non soltanto per le puntate ti chiamo sempre. Poi mi ci porti a fare sentiamo. qualche assaggino pure. Quando vuoi, sempre a tua completa disposizione. non Io è voglio caso. fare una cosa solo prima di chiudere, diciamo, questa mia parlata. Voglio fare i complimenti prima a tutte le persone che si sono esibite. In particolare voglio menzionare mio cugino Peppe, perché ancora è piccolino e ha tantissima strada Ma lui davanti con me, quindi. ed è veramente bravo. Ragazzi, non confondiamo, perché oggi, come parlavamo poco fa, ci sono cantanti che non sanno neanche cos'è questo, ma sono cantanti per il personaggio. Ah, certo. Ok? Quindi non confondiamo gli artisti con i personaggi, perché Sì. gli artisti sono quelli che sanno veramente cos'è un microfono e sanno cantare, e io menziono loro due perché sono qua. Lui perché è mio cugino, e lui diciamo che non è mia cugina, ma è come se lo fosse, perché sono cresciuto insieme al papà, insieme a tutta la sua famiglia, e Ramona è veramente Io l'ho brava. ascoltata mezza volta su Facebook. Quindi e lo possiamo anche Allora, dire. Mimmo, se Meritano permetti, questo. se permetti, appunto, io volevo anche dire
tutti potete essere Assaggino, ma per essere come Piero ce ne vuole. Di Piero ce n'è uno solo, di Piero uno solo. Ragazzi, allora, diamo il microfono a Ramona. Volevo mandare un bacio a Lino Mosca che è qua con noi e tutte le persone che ci hanno seguito e la mia famiglia. E facciamo anche un applauso e un ringraziamento al tasserista che è veramente bravo, Ignazio Barone. Ignazio Barone, lo salutiamo. Bravissimo. Io ricordo Ignazio quando ancora neanche suonava, cantava come cantavamo tanti di noi. E poi ha preso questa strada e è diventato veramente Lino Mosca. Bravo. Lino Mosca è quello che ci porta all'impianto. Ma Lino Mosca Lino Mosca per ora sta volando. Sta volando. E allora ci mandiamo un saluto a Paolo Zallecata, se non... Ciao Paolo. E allora, Paolo. Piero, tu vuoi salutare qualcuno? Allora io intanto saluto i miei figli, a Rosanna e Giuseppe Giammona, vado a ringraziare tutti i partecipanti, tutti i cantanti che si sono esibiti, tutto il pubblico, vado a ringraziare l'MG Eventi, Mimmo Mulè, Giovanni Ammirata, Gioacchino Mulè, vado a ringraziare tutti Ignazio Barone, Lino Mosca, Serafino Leone, che ha presentato a tutti gli ammalati, a tutti i carcerati, a tutte le persone che per un motivo o per un altro sono lontani da casa. E allora io vado a salutare tutta la mia famiglia. Vado sempre a ringraziare la mia agenzia artistica, la Biffi Music di Francesco e Gaia Tarantino. Ciao ragazzi, un bacio, una buona serata a tutti. Non mi resta che dire, ci vediamo al prossimo Assaggino. A domani.